Ciao Dino, buongiorno, sono Ciao, Stefano. salve. Però vedo poco. Ciao Stefano, sono Antonio Ambino, ci sono Oh anch'io. Antonio, ciao, non ti Ciao preoccupare. caro, che Come piacere. stai? Piacere Bene. mio. Perché non vedo niente? Hai ragione, infatti, non ci si vede, io ti Si vede la vedo. locandina. C'era la locandina, infatti. Evidentemente devo ancora iniziare, immagino. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Che bello quel quadro. Chi è? Il trionfo di... Questo è... Aspetta, che lo Dunque, so. che è Apollo con la cetra? Apollo con le muse, ma di chi sia non... C'è un cigno, sembrerebbe Lohengrin. Vabbè. Ecco. Mi senti? Sì, sento. Però io vedo solo te, cosa e poi il manifesto, un quadro a Trianon, Viviani, Rai Cultura, ma non vedo niente altro. Sì, credo che effettivamente non sia ancora cominciato. Ah, ecco, è questo. Pensa a te che per fatti miei posso parlare? Certo, ti sento. Ah, per fatti miei, siccome sto preparando una cosa, sono andato a rileggere la Poetica di Aristotele, che molti hanno frainteso e letto male. La sua definizione
Noi italiani siamo troppo attaccati al testo letterario. È ricomparso il quadro. Come stai? Non hai tempo di... Sentiamo. Si sente niente. Chi c'è? Buongiorno. Qualcuno sente qualcosa? Ciao Giulio, sono Stefano Sì, Valenzuolo. adesso Buongiorno. sento. Buongiorno, ora sento anch'io. Io alla fine. Ciao Giulio, sono Emilia Costantini, Corriere. Emilia, come Ciao. stai? Ciao. Maestro De Simone, i nostri omaggi. Ma il maestro è connesso? E non si sa. Non si sa. Io l'ho visto, ho visto la faccia. stanno salvando. A un certo punto. Alessandro Papiano. Chi è? Il maestro. Maestro, Maestro, i nostri omaggi. Buongiorno. Come stai? buongiorno. Bene. Sono qua, vedete? Sì, Questa è sì. la sua immagine. Qua sopra quella sua Ah. immagine. E poi adesso proprio loro perfezione. A Pagliara sta fuori però. Eccolo, maestro, sono qui. Ah. Roberto, Ciao Alex, quanto tempo. Ciao, ciao. come stai? Maestro, questa è una meta presenza. Siamo dentro e fuori. Ah, Non sta bene, troppo. Non mi dite voi. Sì. Mm. 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 Vediamo un po' se va meglio. Sì. Al contrario. No, questo è fuori. Un po' troppo dietro. Vedi da qui? Ecco. Va bene. Bene, grazie. Mm.
Allora, ecco, si prova. Mi sentite? Ci Sì. siete? Perfetto. Maestro, sente? Sì, benissimo. Noi anche la sentiamo benissimo. Mi compiaccio. Bene. Mm. Mm. No. No. Sì, dobbiamo aspettare un attimo perché stanno adesso con le nuove disposizioni stanno decidendo parecchi del pubblico in maniera parziale o... Cavolata. Spero di poterti dire anche un altro paio di cose. Stiamo muovendo un po' di cose, quindi adesso spero. Eh? Come si sente? Non sento niente. Gli daranno loro il vino. Sì, sì, no, va benissimo. No, va bene anche no. Può provare a parlare col professor Pagliano. Mm? Che sta lì. Può provare. Deve fare la prova. Io mi fermo anche il venerdì, oppure devo venire il giorno prima. Vabbè, non capiamo. Sì, dobbiamo sapere se tutto a posto, possiamo andare. Le connessioni, tutto a posto, possiamo andare? Perfetto, benissimo. Un attimo. Andiamo.
Campania dei Festival, alla Fondazione Campania dei Festival, per una produzione originale di Roberto De Simone, che è stata ripresa da Rai Cultura nell'ambito di una settimana di programmazione che si terrà a fine mese, dedicata a Roberto De Simone. E questa è l'opera inedita di questa programmazione tematica. Con me ci sono al centro Giovanni Pinto, il presidente della Fondazione Trianon Viviani, vicino a me il direttore Antonio Parlati del centro di produzione Rai di Napoli, il direttore artistico Marisa Laurito con Davide Iodice. Questo spettacolo di Roberto De Simone vede la messa in scena da parte di Roberto De Simone e di Davide Iodice. Adesso cedo la parola al presidente e presenteremo poi anche i nostri ospiti che sono collegati via Zoom. Rosanna Romano, direttore generale delle politiche culturali della Regione Campania, e il maestro Roberto De Simone. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti. Voglio ringraziare tutti i presenti a questa conferenza, ma anche tutti coloro che ci seguono via Zoom. Dello spettacolo di questa... Non si sente Gianni Pinto, eh? Non si sente per via Zoom, ragazzi, la voce di Gianni. Adesso sistemiamo, grazie. Allora, dicevo, il ringraziamento dello spettacolo ne parleranno il maestro Roberto De Simone e Davide Iodice, che ha curato insieme al maestro la regia, Non si sente un la po'. nostra direttrice Marisa Laurito. Io voglio soffermarmi soltanto su un aspetto: siamo stati chiusi per un anno. Si riapre. Scusa Gianni, c'è qualcosa che non va perché ti si sente bassissimo. Adesso dobbiamo sistemare, allora pigliamoci un secondo, ragazzi, chi ci può aiutare per sistemare la connessione o non so cosa, l'audio soprattutto, perché dovete sapere che abbiamo fatto le prove fino a 5 minuti fa e andava tutto perfettamente bene, ma come succede da copione proprio, ogni volta che si comincia c'è qualcosa che non va. Quindi Sì, però te, vediamo se... Marisa, a te ti sentiamo bene, quindi l'importante è che gli altri... Allora risolviamo così, guarda. A te ti sento Passo benissimo. questo microfono e poi dopo non si tira. No. Va bene, parla così, infatti non siete più qua. Dai, così poi dopo Vabbè. lo sistemiamo. Dai. Vabbè, va meglio con questo microfono? Sì, così Bene. secondo me va meglio. Allora, ho grazie. fatto questo ringraziamento. Dicevo, dello spettacolo ne parleranno ovviamente il maestro Roberto De Simone, Davide Iodice, che ha curato insieme al maestro la regia, e la nostra direttrice Marisa Laurito. Siamo chiusi da un anno, il 26 riapriranno, dicono i teatri, sì, ma soltanto quelli in zona gialla. Da quello che leggiamo, noi il 26, lunedì prossimo, non saremo ancora in zona gialla. Ma comunque in questo anno di fermo, noi non ci siamo mai fermati, come ha sempre dichiarato diverse volte Marisa Laurito, la nostra vulcanica direttrice artistica, nel senso che noi quello che avevamo messo nel programma, buona parte l'abbiamo realizzato. Abbiamo realizzato un Viviani per strada con 30 artisti e tecnici, con Nello Mascia, abbiamo realizzato Adagio Napoletano dall'ex Novecento napoletano con altri 30 artisti, abbiamo realizzato questo spettacolo Trianon Opera, con altrettanti numeri di artisti e tecnici. Quindi abbiamo, diciamo, in un certo senso utilizzato i fondi che riceviamo per dare lavoro agli artisti e tecnici, ma anche a tutti i fornitori, scenografie, costumisti, materiali forici ed elettrici ed altri servizi dello spettacolo. E poi abbiamo fatto anche un'iniziativa che si concluderà domenica prossima. Abbiamo registrato 7 spettacoli di altrettanti giovani cantautori napoletani che li abbiamo dati in streaming sulla nostra piattaforma del teatro e così via. Abbiamo fatto, diciamo, nonostante tutto, nonostante le misure, abbiamo fatto, diciamo, quello che ci era possibile fare. Se ci dovessero riaprire possiamo riprendere finalmente i lavori. Però questo volevo dire, non mi soffermo ulteriormente, volevo dare molto significato a questo sforzo produttivo che comunque noi abbiamo realizzato nonostante la chiusura. E quindi lascio la parola agli artisti per illustrare il progetto che poi andrà in onda con Rai 5 la settimana prossima. Grazie a tutti.
Vediamo se è collegata la dottoressa Rosanna Romano della Regione Campania, direttore generale delle politiche culturali. Non ancora. Va bene, allora Marisa, vuoi parlare, vuoi introdurre la collaborazione della RAI? Sì, io volevo prima di tutto, grazie di essere intervenuti, grazie anche a quelli che sono intervenuti via Zoom. Io volevo dirvi che durante le riprese di questa opera straordinaria scritta da Roberto De Simone abbiamo veramente avvertito un affetto e un'attenzione veramente straordinaria da parte intanto, devo ringraziare ovviamente il presidente De Luca, perché per la stima e l'affetto dimostrato, e anche naturalmente la SCABEC con il presidente Bottiglieri, Ruggero Cappuccio, che hanno praticamente coprodotto con noi questo spettacolo. Ruggero Cappuccio naturalmente presidente della Campania ai Festival, e devo ringraziare anche tutti i tecnici, perché veramente hanno seguito gli attori naturalmente, ma parleremo di tutti quanti dopo, perché c'è stato un affetto dovuto, ma l'affetto veramente non è mai dovuto, la stima sì, ma un affetto nei confronti di Roberto De Simone veramente straordinario. Naturalmente la stima è dovuta a un personaggio così speciale che ha regalato tanta bellezza a questa città. C'è stata una grande attenzione anche da parte della RAI, di Claudia De Toma, che ha curato la regia televisiva, i meravigliosi costumi curati da Giusy Giustino, le fantastiche scenografie firmate da Gennaro Vallifuoco e soprattutto la sensibilità del direttore Antonio Parlati, direttore del centro produzione RAI, che attraverso Rai 5 ha deciso di dedicare una settimana all'opera del maestro De Simone, e vorrei, visto che è venuto di persona, vorrei che ci raccontasse. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, spero che Giulio Baffi, che sta facendo il tecnico del suono da casa, mi confermi che si senta. Allora, ovviamente grandissimo piacere nel sentire le parole di Marisa, di ringraziamento. Credo che Rai Cultura in generale, e in questo senso vi porto il saluto di Silvia Calandrelli, che è il direttore di Rai Cultura, ha voluto in questo periodo di chiusura colmare, anche se parzialmente attraverso il mezzo televisivo, questa carenza, questo buco che c'è stato nei confronti dei lavori teatrali. E in questo senso, diciamo, davanti a un maestro come De Simone non ci potevamo esimere ovviamente di dedicargli un intero capitolo, un'intera settimana di programmazione. Mi fanno piacere i ringraziamenti di Marisa soprattutto per una cosa: il centro produzione di Napoli è un centro, diciamo, di riferimento per Rai Cultura, non lo dico io, lo dice Rai Cultura stessa, e questo ci inorgoglisce, perché penso che al di là della bravura dei tecnici, della regia, di tutti quanti partecipano alle lavorazioni, per fare questo genere di produzione c'è bisogno comunque di un certo grado di passione, di interesse e anche di compiacimento a fare questo genere di produzione, che alla fine poi, oltre a dare qualcosa agli spettatori, lascia qualcosa in ognuno di noi quando lo realizziamo. Io chiaramente non faccio altro che fare da smistatore di risorse, poi sono loro, e adesso guardo Claudia De Toma, che mi piacerebbe che, se abbiamo anche un minuto, mi piacerebbe che dicesse una parola, anche perché solitamente si cita sempre solo la regia, ma in effetti questo è un grande lavoro di team, di squadra. Prima stavamo parlando appunto di quanto sia importante poi in un lavoro come
quello del maestro De Simone, la fotografia, e quindi mi piacerebbe che, se poi riesci a raggiungermi un attimo, mi piacerebbe che dicessi una parola anche tu. Quindi dicevo, è molto importante la passione e l'attenzione che necessariamente è dovuta per questo genere di produzione. E quindi siamo molto contenti che Rai Cultura abbia identificato nel centro produzione un centro, diciamo, di riferimento per le tante cose che stiamo facendo. Voglio solo ricordare i 2 Martone che abbiamo fatto a Roma al Teatro dell'Opera, voglio dire, siamo un po' in giro per l'Italia, stiamo tornando adesso da Reggio di Parma, quindi tante frecce al nostro arco, e questa è sicuramente una delle più importanti. Grazie a tutti. Rosanna c'è o non ancora? Rosanna Romano non c'è ancora. Bene, allora io darei la parola a Roberto De Simone. Prima però vorrei dire 2 parole. Roberto ritorna al Teatro Trianon Viviani, che ha inaugurato nel 2002 con una riscrittura melodrammatica di Eden Teatro. Oggi ritorna con una nuova opera che porta il nome del nostro teatro, e io di questo, forse solo per questo, non finirò mai di ringraziarlo. Trianon Opera, ma che soddisfazione ci ha regalato. Roberto ve lo dirà, lui stesso ama questo teatro perché l'acustica di questo teatro è straordinaria. E per me Roberto De Simone è un eroe, guardate, perché da quando aveva 6 anni ad oggi si è dedicato totalmente, completamente alla ricerca, sia nel campo musicale che nel campo appunto della fonetica. Andava nelle campagne, lo sappiamo tutto, raccoglieva suoni, voci tramandati oralmente e poi li portava nei teatri regalando bellezza e cultura. Lui sostiene che la cultura non può essere pagata, tiene proprio a precisarla, va regalata, e ha ragione, perché la cultura bisognerebbe regalarla esattamente come lui ha regalato sia a noi Trianon, Teatro Trianon, che alla Rai. Lui ha regalato questa opera. Non ha voluto proprio niente, non lo dico così, regalare in termini veramente non solo poetici ma di fatto. Quindi questa opera, che secondo me rimarrà come preziosissimo documento, perché veramente solo lui ha la capacità di poterla scrivere e portare avanti, rimarrà negli archivi della Rai, e di questo io veramente ne sono felice. Roberto, ti do la parola. Grazie Marisa e buongiorno a tutti. Dunque, io leggo ciò che ho mandato anche al teatro come presupposto dello spettacolo Trianon Opera. Leggo: lo spettacolo Trianon Opera non presuppone una filologia revivalistica relativa al Natale, né una riproposizione come modello esemplare rispetto a un testo secolare che oggi però è uscito definitivamente dalla tradizione. Esso, cioè lo spettacolo, intende essere una esplorazione storica ed antropologica sulla religiosità napoletana, sia a livello colto gesuitico sia a livello popolare. Il documento scritto, che fa da cardine o da perno esplorativo, è costituito dall'opera Il vero lume tra le ombre, più nota come La cantata dei pastori, del drammaturgo gesuitico Andrea Terrucci,
stampata nel 1698 e rappresentata in prima esecuzione in quello stesso anno. Io credo nei locali della stessa chiesa del Gesù Nuovo che oggi ospitano il museo relativo a Giuseppe Moscati. Successivamente, proprio per i pregi letterari di un'opera scritta tutta in versi italiani e napoletani, formalizzati prosodicamente in ritmi di egloghe barocche conquinari, settenari ed endecasillabi, rime baciate o assonanze, la rappresentazione fu ripetuta nel periodo natalizio sia in teatri parrocchiali sia in teatri popolari ad opera di attori amatoriali, spesso analfabeti, affiancate da attori professionisti, magari desunti dalla commedia dell'arte, subendo modifiche, aggiunte, trasformazioni circensi, acrobatiche o clownistiche, l'inserimento di spregiudicate allusioni sessuali e ripubblicata anno per anno dalle diverse compagnie per tutto il Settecento e poi nell'Ottocento da altre edizioni napoletane, documentandone la vitalità religiosa e rituale fino alla prima metà del Novecento, per poco più di ben 250 anni. La tradizione si spense circa nel 1970, quando non produsse più autentiche rappresentazioni devozionali. La mia riscrittura di brani dell'opera si vale di una trasposizione in lingua fonetica IPA, cioè International Phonetic Alphabet, del testo perrucciano, secondo la storica pronuncia orale dell'italiano da parte degli attori di tradizione napoletana, rendendone così quasi incomprensibile il significato verbale, come si addice propriamente ad un testo sacro. A tale proposito ritengo mortificante la malsana abitudine globalizzante di apporre alle immagini dei sottotitoli in italiano, così, diciamo, dichiarando che l'arte non è più sufficiente a comunicare se stessa. Mi auguro, pertanto, che ciò non avvenga e che, accettando io tale autoritaria imposizione, non possa contraddire le mie stesse premesse. Quindi fermamente dissento, esprimendo la mia posizione di no global. E quindi mi auguro che questo non possa
ripetersi per la Trianon Opera. In aggiunta a tutto ciò, la parte musicale della Trianon Opera fa riferimento, fra l'altro, alla virtuosistica partecipazione dei celebri sopranisti e virati che nel Settecento devozionalmente e senza alcun compenso nel periodo natalizio si esibivano nelle chiese e nei teatri parrocchiali per un vasto pubblico, sia pure differenziato culturalmente. Alla fin fine, per abbreviare, spero di aver coniugato poeticamente con Trianon Opera storia e metastoria, scrittura e oralità, religiosità ufficiale e cristianesimo popolare, ricchezza della tradizione e degradato vuoto della contemporaneità teatrale, musicale e cinematografica. Tuttavia, le musiche e le immagini televisive del presente melodramma Trianon Opera vanno considerate esclusivamente come allegorie medievali o metafore multisignificanti. Grazie. Adesso non so se Claudia De Toma vuole venire a dire appunto qualche cosa, una piccola cosa, perché vorremmo presentare, vieni Claudia, la regista televisiva, perché vorremmo presentare poi un pezzetto dello spettacolo, vi vorremmo far vedere, di cui poi ne parlerà anche Davide Iodice e presenterà anche la compagnia. Però vorrei, Claudia, che raccontassi anche le tue... Allora, prima di tutto buongiorno, grazie a tutti per l'invito. Per me è stato un onore, un piacere e una grande opportunità poter far parte di questo mondo fatato del maestro Roberto De Simone. Ho avuto l'opportunità di arrivare qua al Trianon ed essere accolta in famiglia, perché a partire da Marisa, Davide Iodice, il maestro De Simone che ho avuto il piacere di incontrare a casa sua, siamo stati accolti veramente in famiglia. Quelle immagini dei presepi che avete visti sono tutti di proprietà del maestro De Simone. Diciamo che sono contenta di essere entrata a far parte di questa cosa, il connubio e anche il modo di raccontare del maestro De Simone, della Napoli antica, la Napoli moderna, tutto compreso in questa simbologia. Io spero che la trasposizione in immagini di quello che è poi la rappresentazione teatrale sia fedele, che siamo riusciti in qualche modo ad essere a rispettare, ad essere fedeli del pensiero del maestro. Trovo che noi siamo ancora in fase di post-produzione, infatti abbiamo portato qui, diciamo, un'anteprima non definitivamente lavorata, perché chiaramente siamo sottomessi in onda, quindi siamo in lavorazione di tutto, audio, video, eccetera, eccetera. Avevamo anche pensato di non mandare niente, proprio perché era ancora tutto da risistemare, però credo che un pezzetto si possa, con queste premesse, si possa mandare. Allora, lo facciamo vedere? Mandiamo un pezzetto.
Bene. Sente nulla. Non assolutamente nulla. Voi sentite? No. Ah, ecco, vabbè. Davide, vuoi venire anche da dove è tratto questo? Noi vi ringraziamo, ma non abbiamo sentito assolutamente nulla, eh? No. No, abbiamo visto ma non sentito. Sì, non si è sentito assolutamente niente, Marisa. Allora dobbiamo rimandarlo assolutamente, ma non capisco come mai. Vediamo intanto, Davide, mentre loro cercano di sistemare per rimandare questo pezzo, Che non era sottotitolato. Che non era sottotitolato. No, questo pezzo non era sottotitolato, anche perché fa lo spiritoso Antonio Parlati. Non era sottotitolato anche perché la musica, per fortuna, non si può sottotitolare, per grazie a Dio, perlomeno quella. Posso No, aggiungere sì, una sì, cosa sì, intanto sì, che aggiustiamo sì. questa cosa? Io volevo fare anche un ringraziamento. Noi abbiamo girato insomma, in pochissimi giorni per una opera di questa portata e voglio fare un ringraziamento oltre che a tutti gli artisti e le maestranze teatrali ai miei colleghi, al direttore della fotografia che è Enzo Napolitano, al Centro Produzionale di Napoli, al mio direttore Antonio Parlati, al montatore che è qui presente Massimo Mittica e tutti i colleghi e i consulenti musicali. Noi ci abbiamo messo il cuore e l'anima, da buoni napoletani e da buoni Vero, questo l'ho professionisti. detto prima, questa opera Trianon è stata avvolta da un amore nei confronti di Roberto e tutti hanno lavorato veramente con una grande dedizione, a iniziare da Davide Iodice, e i nostri tecnici, quelli interni del teatro, bisogna ringraziarli perché sono stati bravissimi, Gianluca Sacco per le luci. Però devo dire una cosa a Gianluca, la prossima volta che facciamo una conferenza stampa e ci sono queste luci così brutte, io ti ammazzo. Ecco. Fanno apparire così giovani, Marisa. Esatto. E un grazie Allora, particolare anche a Davide Iodice, al quale lascio la sedia. Grazie a tutti. Marisa, allora, quando poi siete pronti per rimandare il pezzo? Marisa? Chi è? Sono Emilia Costantini, ciao, Ciao, scusa, Emilia, ma buongiorno. io, scusate, ma io non riesco a capire, questa opera del maestro De Simone va solo in televisione per adesso o va anche nel vostro teatro? Allora, Non sono opera... riuscita a capirlo, perdonami. Sì, no, perché non l'abbiamo ancora detto probabilmente. Questa opera intanto debutterà in televisione grazie a Rai 5 e Rai Cultura. Dopodiché speriamo, quando tutto sarà di nuovo aperto, possibilmente a Natale prossimo, di portarla appunto in questo teatro dove è nata. Quindi speriamo che appunto accada così, ma sicuramente sarà così. Allora, voi quando siete pronti per rimandare il pezzo me lo dite e nel frattempo Davide presenta la compagnia e racconta poi dopo anche questo pezzo da dove è tratto. Allora, buongiorno, vabbè, alle mie spalle avete quest'opera del maestro Vallifuoco che al suo interno contiene un'altra opera del maestro De Maio. Ci sono tante
mani su questo scrigno, c'è un grande artigianato, ed è con spirito di artigianato che mi sono messo accanto al maestro ad aprire il suo di scrigno, il suo immaginario. I costumi di Giusy Giustino, che con una squadra di giovanissime collaboratrici, e dentro questo scrigno a dare corpo, a incarnare le visioni del maestro, le memorie, e anche un insegnamento, perché per me personalmente questo spettacolo è anche un atto pedagogico che il maestro ha voluto fare, almeno questa è la mia interpretazione. A incarnare queste visioni ci sono appunto in ordine di locandina Maria Vergine, Michele Imparato, Giuseppe Pino Mauro, Belfegor, Rosario Toscano, che avete visto e vedrete in questo pezzettino che abbiamo scelto, perché coniuga appunto le due anime, anzi le tre anime fondamentali del lavoro, l'immagine, la visualità, appunto l'idealità del maestro, che ha concepito questa sorta di macchina celibe che abbiamo alle spalle, la musica e appunto la parte teatrale. Belfegor, Rosario Toscano, Gabriello Arcangelo, Veronica Delia, Armenzio, Antonio Bonomo, Benino, Luca Lubrano, giovanissimi, Luca e Michele sono i due ragazzini del lavoro, i due giovanissimi e già bravissimi attori, Razzullo, Oscar Di Maio, Ruscellio, Biagio Musella e Flavia D'Aiello, che ha curato la costruzione e l'animazione dei pupazzi, che danno poi quel colore circense appunto e figurativo a cui faceva riferimento il maestro. Attori che hanno una identità fortissima, già i soli nomi appunto lo dicono, la loro storia, attori che in questo opera restituiscono appunto una sacralità, vorrei dirlo, insomma una sacralità al mettere in scena, la messa in scena. Il maestro insomma ha detto non firmiamo regia, no, messa in scena, ha dentro questa liturgia di una sacralità popolare, questi attori che sono attori beniamini, insomma popolari in alcuni casi, sono i nostri santi, diciamo, i santi che hanno insieme a noi messo in opera questo lavoro, che spero appunto che poi si possa, anzi lavoreremo, Marisa che ha proprio veramente combattuto contro qualsiasi cosa per portare alla luce questa opera, non penso si fermi, e quindi sicuramente vedrà anche la luce nel contesto appunto in questo teatro e per la gente per cui noi siamo qui, o almeno personalmente. Il motivo per cui io sono qui. Abbiamo parlato della direzione musicale. La direzione musicale. La direzione musicale, che è fondamentale, l'aspetto appunto come vedrete e risentirete adesso nella clip che riproponiamo, direttore e concertatore il maestro Alessandro De Simone, che ha appunto con una compagine fatta di professionisti già maturi, un ensemble con anche dei giovanissimi talenti, adesso nominarli tutti, nomino solo il complesso che è appunto la nuova polifonia, col maestro responsabile della direzione musicale, della produzione musicale Elsa Evangelista, ma c'è il coro Calicanto, e troverete poi in locandina tutti i nomi, tantissimi giovani, a partire appunto dai nostri giovanissimi attori a dei musicisti di primissimo livello, il fisarmonicista, il più giovane, sedicenne, quindi questo è stata anche una delle belle scoperte di questa avventura faticosa, complessa, come è complesso il mondo del maestro De Simone, come è complessa Napoli,
E se vogliamo rimandare la clip non lo so, sto oppure chiedendo, poi possiamo avrete modo mandare comunque di questo- vedere si sente? il lavoro Adesso. tra Allora breve. proviamo a rimandare questo pezzo estratto, vuoi dire da quale Sì, parte? è così? uno diciamo, tutta l'opera è un'alternanza di frammenti scenici e appunto arie interpretate da Maria Grazia Schiavo, forse il nome che non abbiamo ancora nominato, c'è una soprano straordinaria. Questo è un momento di interazione tra appunto tra la musica e la scena nel viaggio di Giuseppe che Giuseppe e Maria fanno per portare alla luce appunto il vero lume Gesù bambino, vengono ostacolati dalle tenebre da Belfagor e che tenta attraverso trasformazioni, apparizioni e tranelli di interrompere questo viaggio, e questo è il momento della tempesta con cui Belfagor unisce i pescatori che hanno permesso l'attraversamento del fiume della coppia sacra. Paolo? Già abbiamo fatto. Sì, allora io stavo collegato su Zoom, mi sono distratto, scusatemi. Allora, Sono qui a vostra disposizione. ai colleghi se ci sono domande. Stefano De Stefano, immagino dietro la mascherina. Sì, Stefano De Stefano, Corriere del Mezzogiorno. Un attimo solo, facciamo così. Un attimo solo. Arriva. Non si sente, aspetta. Arriva Manuel Sacchetti. Eccoci qua. Ora mi sentite? Sì, vai. Sì. Allora, volevo chiedere, non so se a Di Simone in remoto, ma anche a Davide che è qui con noi, se rispetto a quello che noi conosciamo della cantata dei pastori, che abbiamo avuto la possibilità di vedere negli anni 70 proprio nella versione, nella regia, nella costruzione che fece Roberto De Simone con l'allora Compagnia di Canto Popolare, con alcuni di loro, se anche in questa rilettura e allargamento e ampliamento dell'opera che si presenta in questo caso, si conserva ancora, per esempio, quell'elemento ironico, quell'elemento, diciamo, anche divertente che faceva da contraltare, diciamo, alla vicenda più sacrale, no? Di questo viaggio di Maria e di Giuseppe, o se invece in questo caso, vedo per esempio che non c'è più Sarchiapone, che era uno degli elementi della comicità del tempo, se invece in questo caso ci sia una sublimazione più sacrale, quindi anche, se, tra virgolette, più seria. Non so se il maestro è collegato, ha ascoltato e vuole rispondere, oppure lo faccio io pensando. Sì. Roberto, vuoi rispondere tu oppure? Sì, senz'altro.
Io penso che senza ironia non si possa fare cultura. L'ironia è sempre presente, anche se qui ci sono elementi della stessa costruzione scenografica che alludono a una, diciamo, differenza spaziale fra spazio scenico in cui avviene la rappresentazione e dimensione umana degli attori che vi partecipano. In questo senso, io con lo scenografo Vallifuoco decidemmo di limitare lo spazio della rappresentazione teatrale, come si vede inquadrata da questo splendido dipinto settecentesco, a una dimensione dei pupi e non delle persone umane, di modo che le persone sia sacre di Maria, Giuseppe, Belpegor, Gabriello risultano in un certo senso ristrette in uno spazio che invece era destinato all'azione dei pupi. Questo può essere uno degli elementi che può risultare sia significativo nei confronti della spazialità teatrale come intesa oggi e dello stesso audio al quale io non ho mai consentito che venisse alterato dall'uso dei microfoni agli attori. Gli attori recitano nello spazio teatrale senza l'artificio del microfono, ma portando la loro voce a un livello più alto del normale, come appunto accadeva nel teatro di Pulcinella, nel teatro della sceneggiata, nel teatro dell'opera dei pupi e nello stesso teatro del melodramma. Questi elementi, anche di pittura, ci sono riferimenti al personaggio di Benedetto Croce, inserito fra un pubblico di ragazzini fotografati intorno agli anni '20, i quali sono ragazzi raccolti per strada e da me acquistati relativamente derivati da un catalogo della prefettura, perché tali ragazzi erano poi inviati sulla nave scuola Caracciolo. Questi elementi, diciamo anche a volontà delle persone che vogliono leggere, sono elementi in un certo senso differenziati, ma anche a volte messi in senso ironico. C'è un'allusione a Edoardo De Filippo che nel teatro San Carlino in via Puglia recitò nel film Sciuscia insieme con un ragazzino dei Maggio e lui interpretava appunto un personaggio manovratore di pupi. E tutti questi elementi possono costituire un linguaggio, diciamo, ironico. Il personaggio di Sarchiapone è stato escluso da me perché documenti scritti su tale personaggio si limitano a indicarlo. Lo indica lo stesso autore Andrea Perrucci quando in una scena del secondo atto dice entra Razzulo con saltimbanco. Il saltimbanco indicava un attore di tradizione circense, perciò clownistica, destinato a recitare estemporaneamente con la maschera di Razzulo. Poiché, ecco,
tale elemento è presupposto come elemento comico e in un certo senso anche abusato in talune rappresentazioni della cantata, versando il significato rituale verso un colore comico da varietà troppo eccessivo nei riguardi del tema principale, che è la devozionalità dello spettacolo. E in questo senso Sarchiapone era presente. Qui è limitato a una figura inventata, diciamo, costumisticamente dalla costumista Giustino in relazione a un saltimbanco metastorico, cioè con abiti che si riferiscono al Settecento, al Cinquecento, all'Ottocento, senza una definizione precisa. Se questo per adesso può bastare, io penso di limitare qui la mia, diremmo, spiegazione. Posso fare una domanda al maestro De Simone? Emilia Certo. Costantini del Corriere della Sera, Roberto. Maestro, sono Emilia Costantini, Corriere della Sera, ci siamo sentiti qualche tempo fa quando lei è stato ospitato al Quirinale. Volevo chiederle, per lei, secondo lei, il diavolo oggi da chi è rappresentato? È rappresentato da una presunta cultura, come può essere interpretata la figura di Belpegor nella cantata, con presupposti di verità e di indagine sui sogni, ma in realtà deciso ad ammazzare i sogni. E in questo senso il diavolo è quello che noi stiamo vivendo, cioè la morte dell'immaginario. Non so quali tremende conseguenze avvertiremo fra una trentina d'anni, quando l'immaginario, diciamo, italiano di un pubblico, ecco, abituato a rassicurarsi su tutto, a un pubblico abituato alle, diciamo, alle indagini del computer, dei telefonini meccanici, uccidono l'immaginario che una volta invece era proprio alimentato dal teatro. Il teatro non è, diciamo, un qualcosa che accade così a caso, è un qualcosa che richiede artificio e professionalità altissima del dire, non è naturalismo. Oggi invece noi siamo totalmente invasi da un finto naturalismo dove gli attori recitano con il microfono, ecco, in bocca, per cui recitano parlandosi addosso, non più declamando. Il teatro è declamato, come era la tragedia greca, come era l'opera, come era il vecchio teatro di Pulcinella, la sceneggiata. Poi è invaso questo neorealismo teatrale che sta distruggendo in tutto l'immaginario dei sogni. Io vorrei presupporre che la cultura potesse, a livello di scuole medie, invece di comporre tanti pezzi inutili, di raccontare per iscritto i loro sogni.
oppure di insegnare ai ragazzi i vecchi giochi che stimolavano l'immaginario, a riguardare il teatro delle marionette, dei pupi, che erano alimento dei sogni, a rivedere il vecchio teatro shakespeariano, che a livello di scenografie dava allo spettatore la possibilità di immaginare. Oggi, in cui è invalso anche l'uso delle scenografie costruite cinematograficamente, questi elementi non si giovano più della pittura scenografica, che era un artificio dello spazio. Oggi, appunto, per artificio non si intende più niente, è tutto reale, è lì fagocitato appunto dell'intenzione diabolica di una cultura che sta uccidendo culturalmente il mondo dei sogni, la creatività, l'arte e l'immaginario. Dovrebbe essere collegata Rosanna Romano, direttore generale delle politiche culturali della Regione Campania. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Grazie di questo invito, soprattutto volevamo testimoniare come Regione Campania la nostra presenza a questo momento di percorso a intermedio della programmazione artistica del Teatro Trianon da parte del Presidente De Luca, che fondamentalmente è per noi veramente la sintesi di quello che è il significato della nostra programmazione culturale. Cioè questo progetto che ho ascoltato davvero con grande interesse, ma avevo seguito nell'evoluzione grazie al racconto di Marisa Laurito, del Consiglio di amministrazione, che aveva fatto nel dettaglio al Presidente per raccontare quale sarebbe stato il programma culturale 2021, noi ci siamo immediatamente appassionati a questa proposta. È una delle persone, un nome tra tutti, Marisa Laurito, che è immediatamente venuto alla luce nelle discussioni, nei confronti, nelle condivisioni, è stato proprio il nostro De Simone. E questo credo che Marisa lo potrà testimoniare, perché per noi veramente rappresenta la sintesi della potenza creativa e culturale della nostra regione, della tradizione, della storia che è riuscita a incarnare. E noi per questo ringrazieremo sempre il maestro De Simone per ciò che rappresenta e per ciò. È andata via la voce, mannaggia. La chiusura era... È caduta. È caduta la voce di Rosanna Romano e non solo, anche qualche altra cosa. Beh, che vogliamo fare, Paolo? Voi sentite, c'è qualcuno che ha qualche altra domanda probabilmente? Io avrei una curiosità, se possibile. Buon pomeriggio, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sono Luigi Ferraiuolo. Luigi Ferraiuolo di TV 2000. Sì. Esatto. Io avevo una curiosità, che forse è più per il direttore artistico del Trianon. Uno, se dopo la messa in onda l'opera di cui, come dire, vi faccio i complimenti, e per il coinvolgimento di Roberto De Simone, e perché la location, il luogo del Teatro Trianon è praticamente il meglio che potesse impersonare questo lavoro a Napoli. Rimane praticamente in piattaforma disponibile per tutti, perché questa, come dire, è un'informazione di servizio. E mi domandavo se per caso, quando pensate che si potrà mettere in scena al teatro,
abbiate pensato se possa in qualche modo, se richiesta, andare in tour, cioè se pensate che possa diventare anche un lavoro da presentare in altri luoghi della Campania, ma io direi addirittura d'Italia. Sarebbe bellissimo poterlo fare, ma allora partiamo dall'inizio delle domande. Sicuramente sarà possibile vederlo sempre questo spettacolo su Rai Play, quindi tutti quanti potranno, se non riusciranno a vedere nella messa in onda, potranno andarlo a riguardare. Per quello che riguarda questo spettacolo, doveva essere messo in programmazione praticamente quest'anno a Natale, si chiamava Ninna Nanna a Gesù Bambino, il maestro De Simone lo ha lievemente modificato per problemi di Covid, perché noi abbiamo avuto, ovviamente, inutile sottolinearlo, grandi problemi per poter mettere in scena qualunque cosa. Questo spettacolo prevedeva 20 elementi di orchestra, 20 di coro anche, vero Davide? Ecco, pressappoco, più tutta la compagnia. Noi speriamo, se tutto va bene, come ci auguriamo che sia, perché adesso finalmente dovremo riaprire e quindi speriamo di rimetterlo in programmazione naturalmente a dicembre prossimo. Quindi ci auguriamo di poterlo fare, naturalmente sempre parlando con Roberto De Simone, che dovrà, come dire, risistemare di nuovo, riattivare lo spettacolo vecchio nel senso da dove era nato, ecco. Cioè, scusa Davide, scusa Roberto, grazie di questo lavoro. Noi ora vedremo naturalmente una lettura sanamente televisiva, giustamente televisiva, come quando Roberto girò la sua cantata dei pastori in anni tanto lontani per modellarla a un linguaggio ipotetico televisivo. Poi se, come tutti ci auguriamo, i teatri ci danno la possibilità di essere frequentati, ne vedremo una edizione teatrale che non è necessariamente combaciante sull'edizione televisiva. Sì, sì, l'idea, insomma, diciamo che appunto è stato un processo molto articolato. Lo spettacolo è stato una ricerca, un'esplorazione e come dire, anche una rivelazione graduale, che a un certo punto si è lasciata guardare dalla televisione, insomma, dall'occhio della TV. La matrice teatrale è già presente nella messa in scena e quindi quello che inquadra l'occhio della telecamera c'ha già appunto il suo pensiero specificamente teatrale, insomma live per così dire. È ovvio che poi diciamo manca una parte importante che è stata anche segnata poi in corso d'opera dal maestro con la scrittura di un entr'acte originale che appunto quando abbiamo cominciato a lavorare alle trascrizioni, a questa idea di celebrazione, no? di un atto, di un atto sacrale proprio la notte di Natale, insomma abbiamo pensato proprio di debuttare a mezzanotte del 24 dicembre. E sarebbe bello fare così, come accadeva nelle chiese, no? Sì, quando insomma quando la trasformazione insomma, gli eventi hanno trasformato l'opera, il maestro poi a un certo punto ha voluto segnare anche l'assenza, no, del pubblico, e c'è proprio un pezzo, a mio parere molto bello, appunto in un entr'acte dove compare anche una figura
trasfigurata diciamo figurativamente di Sarchiapone, e in questo entr'acte c'è proprio un riferimento al tempo presente, quindi questa adesione al tempo presente dello spettacolo dal vivo, che il teatro sempre è segnata con questa operazione letteraria che il maestro fa a un certo punto, e poi sì, insomma, l'auspicio anche quello di ovviamente di riconnettersi con la comunità del pubblico, a cui poi queste opere erano non solo dedicate, ma proprio si informavano del gusto e dello stimolo che il pubblico dava a questi attori popolari, che erano appunto dei veri e propri beniamini. Questa parte mi manca molto personalmente, e quindi l'auspicio è quella di poterla ricomprendere nel progetto, ovviamente per questo lavoro, ma poi appunto significa appunto l'idea, no? Mi ha fatto molto effetto la domanda precedente, cioè la tournée, perché configura una normalità che adesso ci sembra proprio cioè, totalmente sottratta, ed è anche la normalità di appunto di un artigianato, di un lavoro fatto di tantissimi professionisti, tantissime persone, e dietro queste persone tantissime famiglie, quindi come dire, immaginare il ritorno a una normalità insomma, mi fa venire i brividi. Per lo spettacolo, insomma, è quello che ci auspichiamo, e lavoreremo per questo, insomma. Sono Palmieri dell'Agenzia Italia. Potrei fare una domanda al maestro sulle scelte musicali che hanno illustrato l'opera. Grazie. Forse non... Pronto? Ecco, meno male. Siete in collegamento? Sì, Sì, ti maestro. sentiamo bene. Avete sentito la domanda? Sì. Ma io nella lettura precedente del documento penso di avere già esposto le motivazioni delle più belle arie del Settecento musicale. Esse sono motivate dalla virtuosistica esibizione dei celebri sopranisti evirati che nel periodo natalizio, per devozione senza compenso, si esibivano nelle chiese con le cantate scritte per il Natale dai più grandi compositori di scuola napoletana, come appunto lo stesso Carmine Giordano, che scrisse questa cantata che avrei inserito nella prima proposizione di questo Trianon Opera. Oggi lo spettacolo è relativo anche alla scissione, che invece è riunificazione tra canto, poesia fonetica e musica di alta qualità di scuola. Io le arie scelte per questa riproposizione fanno riferimento, ecco, alla grande scuola del Settecento napoletano, parlando di Giambattista Pergolesi, di Broschi, il fratello del celebre Farinelli, di cui appunto la tromba solistica faceva riferimento nella scena di Belfegor della Tempesta, e nelle arie scritte per la voce proprio di Maria Grazia Schiavo, che ho avuto il piacere di avere come allieva del conservatorio,
quando io ne ero direttore e ne già ammiravo le splendide qualità di coloratura vocale. Le arie per lo più sono arie di affetto, di furia o di coloratura, come appunto può essere l'aria In braccio a mille furie dalla Semiramide riconosciuta, oppure l'aria di Cimarosa dalle Vergini del Sole, o l'aria finale di Mozart, che è uno dei più grandi artisti creativi che hanno saputo coniugare creatività e simbologia della creazione artistica. Questo lo sanno fare solo i grandi geni, come Leonardo da Vinci o altri dello stesso calibro. L'aria finale di Mozart fa capo a questo tipo di simbologia. Come ho detto anche nella prefazione, le arie scelte devono essere anche considerate allegorie medievali o metafore multisignificanti. Ciò che praticamente, ecco, io ritengo improbabile è il ritorno alla normalità. Io ritengo che questa scissione, che non è una scissione dove si presuppone una normalità, ma è relativa a una frantumazione. Il teatro si è frantumato. Esiste più un pubblico teatrale? Io non lo so più, perché si è abituati a considerare l'elemento cinematografico come elemento teatrale. Ma esistono più attori napoletani in grado di recitare senza microfono? Esistono compositori musicali in grado di comporre opere simboliche, come è stato sempre nella tradizione della grande composizione come arte. E l'arte presuppone sempre una quantità di significati, anche contraddittori. Io sono lieto a volte di riscontrare in ciò che faccio anche delle contraddizioni, perché la contraddizione fa parte del linguaggio onirico, che non è comprensibile, non è spiegabile. Il teatro dovrebbe ritornare a quello, non a un bla 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 di significati a volte stupidamente sociologici, escludendone il lato antropologico del sogno. E il sogno era la base del teatro. Oggi la base del teatro è diventato il presupposto logico e razionale, e con questo rispondo anche a all'intervento di Giulio Baffi. Il teatro è sogno, non è esposizione, è artificio. Nell'artificio ritorna il linguaggio del sogno. Grazie Roberto. Continuiamo a sognare grazie al tuo lavoro e non solo al tuo. Grazie Giulio Baffi della Repubblica. Ci sono altre domande? Direttore? Sì. Penso Possiamo allora... penso Voglio che fare sia- un applauso alla mia compagnia, a Pino Mauro, a Oscar Di Maio, a Luca Luciano, a Antonio Buonomo,
Biagio Musella, Veronica Delia, aiutato un po' no, Michele Imparato, tutti. Allora, grazie di essere intervenuti, ringraziamo Roberto De Simone in primis, grazie davvero Roberto per esserti connesso con noi e attendiamo tutti di vedere questa meravigliosa opera che andrà in onda il 30 aprile su Rai 5. Grazie ancora e alla prossima e speriamo alla prossima velocemente. Allora, i consigli per gli acquisti per i colleghi, abbiamo detto 30 aprile ore 18 su Rai 5. Adesso saranno disponibili il comunicato stampa, una cartella stampa con la locandina completa, il programma musicale, l'entr'acte di Razzullo di cui si è parlato, che è un po' il manifesto dello spettacolo, il testo del maestro De Simone e il comunicato stampa di Rai Cultura. Grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti, buonasera.